Poco meno di 2 miliardi di euro, a tanto, secondo la CGIA di Mestre, potrebbero arrivare i rincari delle bollette energetiche per famiglie e imprese venete nel 2026 a causa del conflitto in Iran. Complessivamente a livello italiano gli aumenti si aggirano intorno ai 15 miliardi, di questi 10 per l'energia elettrica e 5 per il gas. Le imprese sopporterebbero circa 9,8 miliardi di costi aggiuntivi, le famiglie 5,4. Ad un mese dallo scoppio della guerra il prezzo del gas è aumentato dell'81%, nettamente più contenuto quello dell'elettricità del 38%. A pesare su aziende e cittadini resta poi il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati gli autotrasportatori, che ammettono come senza un intervento il settore rischi il collasso. Considerando che quello del carburante incide per il 35% sulla loro attività, che deve poi fare i conti con gli incrementi dei costi della manutenzione, degli pneumatici, della revisione, i conti sono presto fatti. Manca una liquidità immediata e credo che il governo in questo momento possa intervenire anche sul patto di stabilità europeo oppure l'Europa per dare fronte a questa liquidità immediata per gli autotrasportatori e anche per le categorie energetiche che hanno bisogno di questo. Sicuramente il governo potrebbe portare una liquidità, diciamo un esempio semplice, non pagare i bolli per un anno o due, oppure bloccare il prezzo del gasolio, in questo momento anche perché la benzina è molto bassa, a una cifra che deve essere ferma per almeno 2 mesi, almeno riusciamo a programmare per 2 o 3 mesi con i committenti il lavoro. Anche la CGIA si appella all'Unione Europea. Bruxelles, ad esempio, deve consentire agli Stati membri di abbassare temporaneamente l'IVA sulle bollette e ripristinare un tetto al prezzo del gas per arginare una spirale che rischia di sfuggire al controllo. Ma anche il governo italiano è chiamato a fare la sua parte. Deve tagliare gli oneri di sistema, rafforzare il bonus sociale, permettere la rettizzazione delle bollette e garantire alle imprese i crediti d'imposta per compensare i rincari su energia elettrica e gas. Alcune di queste proposte sono già contenute nel decreto bollette, la cui approvazione è attesa per la prossima settimana. Tuttavia pare indispensabile rafforzare le risorse stanziate, poiché i 3 miliardi previsti rischiano di non essere sufficienti a scongiurare un eventuale shock energetico che si può tradurre in una crisi sociale ed economica di vasta portata.